Buongiorno a tutti signori, bentornati sul nostro canale. Oggi in questo video vi voglio dare una notizia importantissima e molto ma molto interessante riguardo una mossa di mercato che Antonio Conte starebbe conducendo personalmente per portare in azzurro un giocatore del Bologna che è considerato il vero astro nascente del calcio di questa appunto Serie A. Attenzione signori, perché è una notizia rilanciata anche da Alfredo Pedullà, quindi rimanete fino alla fine per scoprire questa mossa di mercato pazzesca del nostro Napoli. Detto questo, signori, prima di continuare vi ricordo di iscrivervi sul nostro canale, i signori di Napoli, di attivare la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati e se vi va vi potete abbonare per sostenere la nostra redazione. Allora, signori, come sapete sono settimane di grande movimento in casa Napoli. Mentre la squadra si gioca le sue chance di vincere la Serie A contro la corazzata Inter, la società guidata da Aurelio De Laurentiis guarda avanti verso la prossima estate, sia per tenere sotto controllo, no, la situazione riguardante il nostro allenatore Antonio Conte e le tante voci che lo vorrebbero già pronto a lasciare il Napoli per andare alla Juve o al Milan dopo una sola stagione, sia per giocare d'anticipo sui giocatori da acquistare la prossima estate per evitare lo scatenarsi di vere e proprie aste internazionali. Due aspetti che volendo vanno pure a braccetto, se vogliamo. Uno dei nomi messi sotto osservazione dal Napoli, stando a quanto apprendiamo e quanto ha dichiarato anche Alfredo Pedullà sul proprio canale YouTube, è un nome sul quale Antonio Conte si sta muovendo in prima persona. Di chi stiamo parlando? Stiamo parlando di Sam Beukema, che sarà peraltro anche il prossimo avversario in campionato degli azzurri con il suo Bologna. Arrivato in Serie A la scorsa estate, è stata solo una delle tante intuizioni già azzeccate dall'uomo mercato Sartori del Bologna. Il problema per il Napoli per arrivare a Beukema si chiama però valutazione. Infatti dovete sapere che il Bologna, per il classe 98 di nazionalità olandese, chiede in questo momento non meno di 30 milioni di euro, conscio della qualità espressa dal calciatore e delle sue attitudini anche mentali che ben si adattano alla realtà di una grande squadra. Per capire che tipo di lavoro di valorizzazione è stato fatto sul suo conto, pensate un po', signori, basti pensare che il Bologna ha pagato Beukema appena 8 milioni di euro nell'estate del 23 per strappare il 26enne alla Z. Oggi vale almeno 4 volte tanto. Conte lo considera perfetto per il suo modo di giocare, ma soprattutto per la mentalità del giocatore olandese. Attenzione, perché il Napoli starebbe trattando direttamente con Beukema, soprattutto Conte, che ha già avuto un colloquio con il suo agente per non diciamo destare scalpore, perché sarebbe poco professionale se Conte chiamasse il giocatore, quindi giustamente si è mosso con il suo agente. Il giocatore ovviamente verrebbe a Napoli. Attenzione, perché il Napoli di Manna starebbe pensando di proporre al Bologna una cifra vicino ai 50 milioni di euro per Beukema più Castro. Attenzione, perché arriverebbero dal Bologna due giocatori già esperti del campionato italiano e assolutamente giovani in rampa di lancio, quindi secondo me sarebbe un upgrade pazzesco per il nostro Napoli. Detto questo, ditemi cosa ne pensate di Beukema e anche di Castro, il 9 del Bologna. Commentate così risponderemo alle vostre domande, attivate la campanella delle notifiche. Grazie per essere stati con noi.